Pubblicizzavano la propria attività attraverso il web, ma quei bed and breakfast erano totalmente sconosciuti all'erario. Gli incassi non venivano dichiarati, nemmeno i nomi dei turisti che vi alloggiavano, a finire nei guai tre improvvisati albergatori di Marghera, Caorle e Sottomarina. Per loro una denuncia per evasione fiscale e una serie di imminenti accertamenti da parte del fisco. Si tratta per lo più di appartamenti messi a disposizione di qualche turista attratto dalla vacanza low cost. A Marghera per avere una posizione logisticamente comoda per raggiungere Venezia, negli altri due casi invece per poter contare sulla vicina spiaggia. Polizia, carabinieri, guardia di finanza hanno passato a setaccio alberghi, stanze e appartamenti di tutta la provincia per controllarne l'adeguamento alle normative di settore. Nel mirino non solo eventuali reati penali, ma anche tasse imposte, normative di sicurezza e igiene. Per individuare gli obiettivi si è partiti dagli annunci online eppure dalla pubblicità dei quotidiani, scoprendo che alcune realtà non avevano alcun tipo di licenza. Complessivamente sono state 58 le strutture ricettive controllate, 132 le persone identificate. Altri 4 gestori sono stati denunciati per non aver dichiarato alla questura i nominativi dei propri clienti tra Venezia, Marghera, Jesolo e Chioggia, mentre un albergatore è stato denunciato per una violazione delle norme in ambito urbanistico.